buonasera. Siamo qui con il presidente regionale degli arbitri, Giuliano Vendramin, ex arbitro di Serie A, ricordiamo il secondo anno come presidente, a cui facciamo subito la prima domanda. Qualche numero sul movimento regionale degli arbitri in Veneto, Giuliano? Allora, in Veneto siamo, in tutto il Veneto, 2700 associati a livello regionale, che sono a livello regionale. Abbiamo 200 arbitri, 150 assistenti e una cinquantina di osservatori, questo per il calcio a 11. Poi abbiamo 70 arbitri di calcio a 5 con una ventina di osservatori. Quindi una bella squadra veramente, insomma. Ecco, un primo bilancio di questa prima parte della stagione sportiva 2015-2016. Ma per il momento i campionati procedono regolarmente e il nostro compito è quello proprio di dare regolarità ai campionati. I nostri giovani si stanno ben comportando, non abbiamo grosse lamentele fino al momento. Cerchiamo di farli crescere, di cercare sempre nuovi associati, nuovi talenti da poter poi inserire a livello nazionale. Ecco, colgo la palla al balzo proprio da questa tua ultima affermazione. Un invito, Giuliano, che ti senti di fare ai giovani, quindi per farli innamorare del mondo degli arbitri? Ma fare l'arbitro è un modo diverso di fare sport, sempre in modo atletico, perché bisogna essere atleti. È una cosa che serve dal punto di vista della formazione dell'arbitro come persona, in quanto li abitua a decidere. Noi abbiamo degli arbitri che cominciano a 15 anni, per cui a 15 anni vanno in campo, devono prendere delle decisioni, e questo è una bella palestra per la vita che gli serve. Infatti, cioè, a differenza dei giovani del giorno d'oggi, dove li critichiamo perché non sanno decidere, gli arbitri in campo vengono allenati e abituati a questo, e abbiamo di recente anche delle testimonianze che poi, quando vanno a cercare lavoro, il presentare nel curriculum o nel colloquio il dire che sono stati arbitri o che sono arbitri spesso è un valore aggiunto, dove viene valorizzato questo fatto, insomma. Bene, ringraziamo a tutto il nome della redazione di Veneto Gol il presidente Giuliano Vendramin e facciamo un grande in bocca al lupo per la sua attività di presidente e anche da trascinatore per tutto il movimento regionale Veneto degli arbitri. Grazie ancora, Giuliano. Grazie e complimenti a Veneto Gol per il servizio che sta facendo, un servizio che viene spesso utilizzato anche da noi per quanto riguarda risultati e classifiche. Vi ringrazio anche per l'attenzione che avete verso gli arbitri nel segnalare le designazioni e quant'altro. Grazie ancora.